Buongiorno, siamo qui alla seconda tappa di Talentis a Cortina e siamo con Alice Pretto, presidente dei giovani imprenditori Confindustria Veneto Est. Buongiorno e benvenuta. Partiamo subito con una domanda sul perché Confindustria ha scelto di appoggiare e sostenere le nuove start-up del nostro paese. Grazie. Allora è molto semplice la risposta. Confindustria vuole e può sostenere le start-up anche perché il movimento dei giovani imprenditori è composto da giovani che anche nella loro attività magari di impresa di tutti i giorni, sia che questa, soprattutto se questa magari è anche ereditata o è in fase di costruzione, di fatto i giovani hanno la caratteristica di portare, no, innovazione, entusiasmo e nuova linfa proprio per le imprese. Quindi se accostiamo questa cosa giustamente anche all'interno del movimento dei giovani imprenditori abbiamo degli start-upper. Quindi è un dovere ma è anche un sentire che abbiamo nei confronti di tutti noi tra colleghi. Poi pensiamo anche che il mondo delle start-up comunque deve essere integrato a tutto quello che è il mondo delle imprese che già esistono, proprio perché comunque il mondo economico, il nostro tessuto imprenditoriale richiama la filiera e richiama una collaborazione tra tanti e abbiamo bisogno delle start-up perché hanno la capacità di portare quel grado di innovazione che magari in imprese già diciamo costituite da tempo a volte può mancare. Lei parlava appunto di quel tocco di innovazione che possono e sono in grado di portare le start-up. Ecco, questa innovazione quindi è quella che può essere fondamentale in un momento storico come questo dove abbiamo una vera e propria accelerazione anche in quella che è la transizione sia voglio dire ecologica che digitale. Ecco, quindi loro sono sicuramente un punto di forza, giusto? Sì, proprio perché ci portano e ci insegnano anche a pensare a nuovi modi di fare business, ma anche a modi di integrare appunto questa innovazione che a volte sembra molto visionaria, ma può essere anche con l'aiuto di chi appunto già fa impresa, essere calata in una concretezza di cui tutti abbiamo bisogno, perché le transizioni e questo momento storico che stiamo vivendo ci stanno insegnando a cambiare occhiali e a vedere il mondo con occhi nuovi, però seppur mantenendo quella caratteristica dell'impresa italiana che è di rimanere concreta e legata al territorio. Grazie e buona continuazione, quindi buona seconda tappa di Cortina di Talentis, grazie.